Senza cultura non ci può essere piena cittadinanza. Partendo da questo punto fermo, l'associazione Liberos ha dedicato al tema il convegno Stile Liberos in programma a Nuoro nell'auditorium della Biblioteca Sata oggi e domani. Ci sarà il confronto tra esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e delle istituzioni, un evento inserito all'interno del Festival letterario diffuso Entula che andrà avanti fino a dicembre. La cultura fa ancora paura, anziché essere un elemento di progresso, anziché aiutare appunto i cittadini a essere cittadini completi in modo pieno e responsabile, purtroppo la cultura diventa un problema per soprattutto la classe politica e il potere. E questo è il tema, secondo me, che noi oggi dobbiamo affrontare anche con i ragazzi, perché soltanto la cultura riesce a dare quella libertà di pensiero che è necessaria per poter esercitare i propri diritti e anche ovviamente i propri doveri. La cultura purtroppo invece è stata la cenerentola degli investimenti del governo italiano negli ultimi decenni, quindi non stiamo parlando degli ultimi anni, ma negli ultimi decenni. Quali sono i rapporti tra Cina e Occidente? In questo momento sono sicuramente dei rapporti dove noi dovremmo cogliere più opportunità e invece non lo facciamo. La Cina ha gli strumenti, e mi riferisco proprio al denaro, per comprare, tra virgolette, in una sorta di piano Marshall alla cinese, delle infrastrutture nei vari governi nell'Eurasia. Quindi, esempio, va in Ungheria e dice 50 milioni sul piatto, vi costruiamo i treni, va nel Pireo in Grecia e dice vi compriamo il porto. Quindi sarebbe bene, ed è quello che sottolineiamo anche nel libro che abbiamo scritto con la collega di Presa Diretta Sabrina Carreras, cercare di capire come anche noi possiamo sfruttare questi soldi che ci vengono concessi. Loro sanno perché ci vengono concessi, loro vogliono avere un'egemonia comunque di geopolitica economica in quest'area. Sarebbe bene anche che noi sapessimo sfruttare questi soldi